nostro organismo superiore, che è quello della Giunta regionale, del Consiglio regionale, democraticamente eletto, a sviluppare e a discutere, soprattutto possibilmente anche approvare una proposta di legge che è legata all'ordine del giorno nostro oggi, numero 342 del consigliere Stefano Gamberi, in rappresentanza del popolo veneto. Indice che questa proposta di legge di indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. Dicevo suona bene così perché la relazione introduttiva a questo progetto di legge ripercorre tutte le pagine di storia conseguenti all'essere popolo veneto, a rivendicare una posizione all'interno dell'ordinamento costituzionale dell'Italia, una posizione che altri stati stanno avviando, fatto dalla Scozia, che arriverà entro il 2014 a indire un proprio referendum già fissato sostanzialmente, e la Catalogna nel processo, il Kosovo ha fatto questo stesso percorso, la questione è un po' diversa, nel senso nasce da un conflitto, ma ovviamente il popolo kosovaro si è espresso attraverso un referendum. La Slovacchia e la Cechia si sono divise contestualmente a un'approvazione di un provvedimento referendario, insomma un percorso che nasce e che sui piedi ancora dalla Costituzione del 1866 del nostro Stato, diciamo, in Italia. È ovviamente un processo che avrà tempi lunghissimi, avrà le sue motivazioni, avrà cose che non spettano sicuramente a noi, ma un certo percorso che è già stato individuato dal Consiglio regionale attraverso la risoluzione prima 42 del 2008, che citava appunto l'autodeterminazione del popolo veneto si esercita nelle forme e nei modi consentiti dalla Costituzione. E l'ultima risoluzione, che è la 44 del 2012, novembre 2012, in cui il Consiglio, riunito in forma plenaria, dopo una seria discussione con l'esenzione da parte di un gruppo politico solo, ha approvato a maggioranza molto ampia questa risoluzione. In pratica individua nella giunta regionale e nel Consiglio conseguente, nella giunta, una volontà di andare verso un referendum popolare, cioè sentire la gente veneta che cosa ne pensa su una possibile indipendenza del Veneto in uno Stato che ovviamente cambierebbe le proprie connotazioni, nel senso anche gli Stati Uniti sono un insieme di più stati con la loro autonomia e con la loro libertà, così anche la Svizzera è la Svizzera, ma all'interno della propria legislazione ha dei cantoni che sono federati in un contesto unitario. Allora è ovvio che questo apre una discussione importante in un contesto veneto soprattutto, ma anche nazionale. È indubbio che l'ordine del giorno che presentiamo oggi mi piace, la questione è così importante che riteniamo essere il primo comune del Veneto dei 581 a portare questo ordine del giorno, perché questo progetto di legge, che è stato tra l'altro presentato il 2 di aprile, in realtà segue questo che noi chiediamo, sostanzialmente da una valutazione della situazione economica, occupazionale e fiscale. La nostra comunità è attanagliata come tutte le altre proprio per la riduzione di spesa e la possibilità di spesa che abbiamo, il sacrificio richiesto alle imprese e ai lavoratori, tutta una serie di considerazioni economiche riportate in questo ordine del giorno. E poi l'ultima chicca per gli enti locali, diciamo un patto di stabilità che impone sacrifici quando non siamo stati gli attori principali di un debito, no? Ci accogliamo una parte del debito che qualcun altro ha fatto, e questo credo se la gridi assolutamente vendetta su un'autonomia gestionale degli enti locali. Sempre da più parti si chiede che ci sia un rispetto di questa nostra istituzione, dei comuni stessi soprattutto, ma anche dell'istituzione regionale. Le leggi e gli strumenti sono fatti per essere cambiati dagli uomini, come sono stati fatti dagli uomini possono anche essere cambiati, quindi questo che può partire da un movimento istituzionale dal basso, quindi dai comuni, da chi rappresenta la popolazione a livello più basso istituzionalmente, sia una forma di chiarimento nei confronti di uno Stato che vede sempre più gli enti locali essere quelli che applicano gabelle. Ne abbiamo avuto l'esempio prima sull'IMU, no? Abbiamo passato un anno in cui abbiamo
Allora, perché stiamo qui? Perché ci siamo? Perché la democrazia permette la rappresentanza locale di soggetti come noi, gente comune che si è dedicata poco o tanto alla politica, all'amministrare il bene pubblico anche in ambito locale. Quindi questo ordine del giorno non fa altro che ricalcare una strada che il Consiglio regionale ha aperto con una grande discussione, anche importante, anche nell'ambito delle istituzioni al di fuori del Veneto. Dove porterà questa proposta di legge del consigliere Valdegamberi o nella discussione del Consiglio regionale? Io mi auguro che, come è definita all'interno del progetto di legge, si arrivi ad ottobre di quest'anno a dire che cosa ne pensa il popolo veneto di questo Stato, soprattutto, ma anche del futuro delle nostre generazioni, se incamerate ancora in uno Stato unitario come questo, gabellatori, che posso definire, oppure in un contesto istituzionale corretto, democratico, ma in termini diversi. Non è un compito facile, non saremo noi a dirlo, noi troviamo in questo contesto, come faranno centinaia di comuni veneti dopo di noi, centinaia di comuni veneti semplicemente perché a conoscenza del nostro ordine del giorno avevamo già telefonato a decine. Noi chiediamo semplicemente di approvare il presente ordine del giorno per sollecitare il Consiglio regionale del Veneto a discutere e votare urgentemente la proposta di legge qui allegata avente ad oggetto la indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto per la data del 6 ottobre 2013. Ripeto, non so che fine farà, però qui c'è tanta gente che ci sta lavorando su a questo percorso istituzionale. Credo, e per questo l'abbiamo portato, che anche il Comune di Castellavazzo non si debba sottrarre a questa che è un'iniziativa che parte dal basso e come magari tanti movimenti attuali che si sono presentati al Parlamento che hanno preso il 25% o 26%, possa dire la sua all'interno di un contesto da qui entro fine anno. Questo è lo scopo di questo ordine del giorno, nulla di più e nulla di meno, ma vorremmo essere copartecipi di una decisione che migliaia di persone possono avere, ovviamente incaricando la Giunta regionale e il Consiglio regionale a indire questo referendum. Stiamo parlando di referendum secessionisti che vuol andare di qua e vuol andare di là, noi vogliamo stare nel Veneto, assolutamente, ma in un Veneto che sia assolutamente diverso da quello attuale, in cui spesso le imposizioni statali la fanno da padrone sull'autonomia decisionale di questa nostra regione, altamente produttiva e che spesso non trova riscontro nell'economia di questa regione. Se siamo